Buonasera e benvenuti all'Analisi. Riunificare le due anime del Partito Democratico a Olbia, operando attraverso una spaccatura che sembra diventata cronica e che ci ha fornito diversi spunti del malessere che riguarda il partito in città in questi anni. Sembra un'impresa impossibile, eppure c'è chi cerca di portarla avanti, indicato direttamente dal nuovo segretario regionale del partito, Renato Soru. Buonasera a Carlo Careddu. Buonasera a voi. Vice sindaco, assessore all'urbanistica e ora appunto grande mediatore nel tentativo di compiere quello che sembrerebbe un mezzo miracolo, viste come sono le condizioni. Con quale spirito accoglie questo incarico? Si tratta di uno spirito di servizio e di responsabilità, è l'ennesimo carico di responsabilità. Ovviamente ci tengo a precisare che non sono un cherubino, non sono un angelo piovuto dal cielo, ma sono evidentemente anch'io uomo di parte. Nell'ambito di questo incarico mi devo muovere prima all'interno del mio campo per facilitare l'incontro e naturalmente trovare l'incontro con l'altra parte in un momento molto difficile per la città, per la Sardegna, per il paese intero. Ecco, è proprio questo che ha sorpreso, no? Il fatto che sia stato indicato un uomo di parte. Solitamente in queste situazioni così critiche arriva un terzo, invece come mai è stata fatta questa scelta? Ma si trattava intanto di indicare in segreteria un componente della segreteria che prescinde dalle logiche locali evidentemente. Renato Soru, dal quale sono stato direttamente contattato, mi ha proposto intanto un lavoro, un cammino per rilanciare il Partito Democratico, per radicarlo di più e meglio e per elaborare una proposta politica e parlare quindi ai sardi. Naturalmente in questa vicenda è molto importante e determinante la risoluzione di tutti quei problemi che non riguardano purtroppo soltanto Olbia, ma che il Partito Democratico ha ovunque. Il Partito Democratico è, mi pare, l'unico partito così organizzato all'interno del quale vige un regime democratico per cui tutte le anime che lo popolano in qualche modo molto spesso, oltre a discutere, a confrontarsi, entrano anche in collisione, in conflitto. Ecco, però questo conflitto ha assunto, insomma, per chi guarda da fuori, delle proporzioni disarmanti, perché insomma il PD ha due di tutto, come scriveva anche Bittao sulla Nuova Sardegna. C'è un gruppo consigliare, due gruppi consigliari, due segretari, c'è due di tutto, ma è solo una questione di personalismi tra i grandi vecchi, diciamo così, Giampiero Scanu e Nardino De Cortes, o c'è dell'altro? Ma io penso che poi Giampiero e Nardino alla fine problemi tra di loro non ne abbiano, hanno convissuto politicamente per 20 anni fra alti e bassi. Penso che molto spesso si tratta di questioni di incomprensione, a volte anche di posizionamento per il futuro, quindi di ambizione anche personale. Certo, se si trattasse di questioni che attengono alla sostanza delle cose, ai problemi veri da risolvere, forse il problema sarebbe stato più grave. O forse paradossalmente lo è di più, visto che si tratta di questioni che probabilmente in alcuni casi possono essere anche di lana caprina. Lo dico a me stesso prima che di dirlo agli altri. Per cui io ritengo che ci siano tutte le condizioni per poter ricostituire quello spirito, quell'afflatto che animava il Partito Democratico e che ha portato anche la coalizione civica a vincere le elezioni. Noi dobbiamo dare una speranza ai nostri iscritti, ai nostri elettori e soprattutto alla città e alla Sardegna e contribuire da questo punto di vista. Lo dobbiamo fare rinunciando a una parte di noi stessi, nel senso a un po' delle nostre ragioni per venirci incontro. Io penso che questo sia un cammino che entrambe le parti vogliano fare, io certamente lo farò, poi se mi chiede l'esito di questa difficile attività, che non è solo un'attività di mediazione, perché insomma, come lei ricordava, io sono uomo di parte, per cui è un'attività di incontro, di avvicinamento, se ci dovessimo riuscire, insomma, questo lo diranno, se ci riusciremo, questo lo diranno soltanto gli eventi e lo dirà il futuro. La partenza non è stata, mi pare, delle migliori, perché anche ieri nella seduta a Fiume del Consiglio Comunale, che è terminata alle 3 di notte per la gioia del nostro operatore che la seguiva, l'ha seguita per intero, le due anime del PD in Consiglio Comunale si sono trovate divise, se non erro, anche sulla questione, insomma, sulla quale non ci sarebbe molto da discutere politicamente, probabilmente, che riguarda il deposito delle scorie nazionali. Anche lì sarebbe bastato veramente poco. Molto spesso si rifiuta il dialogo e il confronto e si rimandano i problemi e rinviandoli in qualche modo si incancreniscono.
La questione poi è stata risolta banalmente. Ciò che voleva il Consiglio e tutte le due componenti del Partito Democratico era votare un documento forte che dicesse no alle esplosioni nucleari. Rimandare il problema invece stava diventando a sua volta un problema, perché si cavillava sulle virgole. Quando invece il sindaco ha fatto un documento asciutto ma preciso che centrava al cuore il problema, allora tutto è finito e i due gruppi hanno votato volontariamente e insieme all'unanimità con tutto il Consiglio Comunale la questione. Senta, ritornando all'operazione di riunificazione delle anime del suo partito, lei ritiene che in questo periodo di tempo si siano create anche dei dissapori a livello personale che possano in qualche modo ostacolare, cioè il guerreggiare in continuazione, trovarsi in situazioni quasi sulle barricate? Abbiamo visto quello che è successo ad esempio sulla questione dei congressi, non può aver avvelenato gli animi al punto da rendere difficoltoso proprio ritrovare unità? Io penso che in alcuni casi si sia arrivato a livello personale ed è un errore che non bisogna fare, lo dico ovviamente a me stesso, lo raccomando a me stesso, perché poi veramente ricostruire viene molto più difficile. Quando cioè tu abbandoni il piano del confronto democratico sul piano politico, ma poi arrivi al piano personale, poi tutto diventa più difficile. Abbiamo visto come il centrodestra negli anni ha dissipato un patrimonio di consenso, di voti, di elettori, proprio perché poi il conflitto è sfociato sul piano personale. Io però ho sempre cercato di mantenere i rapporti con tutti, almeno quelli civili, che riguardano non solo il buongiorno e buonasera, ma anche in giunta e con chi o con i consiglieri comunali, benché militino nell'altro gruppo consigliare, ho sempre cercato di mantenere il rapporto e soprattutto di incontrarmi sui temi. Questo dobbiamo intensificare questo lavoro, questo atteggiamento, e sono sicuro che anche dall'altra parte ci sia questa volontà. È già cominciato il lavoro? È già cominciato, non ne faccio mistero, sono stati aperti dei tavoli, io mi sento con l'assessore Nini Chessa, con il quale ho parlato insieme a Soru, per cui siamo tutti e due responsabilizzati di questa attività. Anche lui ha seriamente intenzione di addivenire ad un incontro e auspichiamo di riuscirci a piccoli passi, ma prima o poi di arrivare a Dama. Una delle materie più delicate di questa contrapposizione ha riguardato anche il San Raffaele, perché è inutile nascondere che in città giravano diverse voci su chi fosse a favore e chi fosse contrario al San Raffaele. Ora è anche evidente che chi ha portato avanti politicamente l'operazione da anni e anni a questa parte è Giampiero Scanu. La posizione vostra ce la vuole ribadire su San Raffaele, proprio ora che arriva a capolinea la vicenda? La ribadisco e ripeto quello che io personalmente ho detto in Consiglio Comunale, forse in uno dei momenti più difficili per il Partito Democratico e per l'intensità dello scontro, riconoscendo che Giampiero Scanu ha sempre fortemente creduto e lavorato per il San Raffaele e che in quella precisa fase, in quel preciso momento, ciascuno di noi per il ruolo che ricopriva ha lavorato in quella direzione. Le illazioni sulla contrarietà al San Raffaele sono state smentite come dire, per tabulas, visto il lavoro corale che abbiamo fatto. C'è chi aveva al suo arco delle frecce micidiali e le ha scoccate tutte, chi invece aveva strumenti meno incisivi, ma tutti quelli che aveva ha potuto in qualche modo utilizzarli. E questa è la dimostrazione che quando il Partito Democratico con i suoi esponenti, con i suoi rappresentanti nelle istituzioni e fra la gente si muove all'unisono, poi i risultati arrivano. Io sono stato anche giovedì a Cagliari. Questo le volevo chiedere, pare ci sia un altro intoppo, no? Forse l'ultimo, chissà. No, intoppi ne abbiamo sentiti tantissimi. No, non parlerei assolutamente di intoppo. Si tratta invece di alcune tappe che erano ben chiare a tutti fin dall'inizio, che devono essere seguite ed accompagnate. In alcuni casi sono più gli enti che sono interessati, più di uno rispetto al Comune di Olbia, in questo caso la Regione. Siamo stati presso gli uffici tecnici, dove peraltro io sono stato e ho trovato porte aperte anche per quanto riguarda la questione del parcheggio, che in una settimana è stata messa a posto. Adesso invece si tratta del completamento delle aree. Ci hanno dato massima assicurazione
Ovviamente il Presidente Pigliaru e l'assessore Riu seguono con attenzione la questione, la Regione ci ha messo la faccia quanto il Comune, per cui si ha l'intenzione e la volontà di arrivare tutti quanti allo stesso risultato nel più breve tempo possibile. Si tratta di cambiare la destinazione d'uso ai terreni intorno alla struttura ospedaliera, che dovrebbero diventare da agricoli anche quelli a zona servizi ospedalieri, no? Si tratta di consentire il progressivo sviluppo dell'ospedale, con la possibilità di realizzare dei corpi di fabbrica utili all'ospedale, quindi che completano quella proposta sanitaria. Lo si può fare laddove la vocazione urbanistica sia coincidente con l'attività che si vuole realizzare dal punto di vista edilizio. In alcuni casi, non per tutto il compendio, ma per una parte limitrofa, c'è una vocazione agricola, e quindi bisogna fare in modo che venga individuata come zona G per servizi ospedalieri. Di questo siamo andati a parlare con la Regione, dopo esserci consultati con noi, tra di noi, e abbiamo trovato, come dicevo prima, assoluta disponibilità. Sperando che sia insomma l'ultima tappa di una vicenda. Sperando che sia l'ultima tappa. Sembrava risolta. Di una vicenda grandiosa che sembrava risolta, ma comunque complessa, poi insomma, molto complessa. Abbiamo qualche minuto, ne approfitto anche per chiederle a che punto siamo su quella che è stata uno dei punti fondanti della vostra campagna elettorale, vale a dire il piano urbanistico comunale. Mi sembra che in finanziaria ci sia una proroga ulteriore al 30 dicembre per i comuni. Allora, noi abbiamo fondato la coalizione civica su una intensa attività di pianificazione. Abbiamo fatto diverse pianificazioni, solo ieri abbiamo definito il piano di utilizzo dei litorali per quanto riguarda la prima fase, il piano urbano della mobilità, abbiamo fatto il piano del centro storico, abbiamo fatto il piano acustico, una serie di pianificazioni, molte delle quali adesso dimentico, che costituiscono allegati fondamentali del PUC, quindi ci stiamo portando in avvicinamento al risultato finale. In questi giorni la gara per l'individuazione in corso, la gara per l'individuazione del pianificatore, il quale avrà non più di 10 mesi di tempo per calare una proposta a partire dalle linee guida che io ho proposto al Consiglio Comunale, che il Consiglio Comunale ha licenziato. Per cui c'è un'attività intensa in corso, non semplice anche in questo caso, perché poi la politica è faticosa, e so che quando poi entreremo nel merito delle questioni, ed è qui che mi piace fare politica, poi probabilmente ci saranno anche vedute differenti. E tuttavia non è un argomento che è stato sepolto in un cassetto polveroso, ecco. C'è un'attività intensa e viva, e sono sicuro che riusciremo a dare qualche risultato prima della fine della consigliatura. Prima della consigliatura, sì. Lei sostiene che riusciremo ad avere il PUC? Io dico che è una delle fasi principali, poi non so se riusciremo ad arrivare alla verifica di coerenza, quindi al passaggio anche in Regione. Ma ritengo che il Comune saprà mettere i tasselli fondamentali perché poi si addivenga anche alla verifica di coerenza. Un'ultima cosa che riguarda il nuovo segretario, il nuovo capo del PD in Sardegna, che è l'europarlamentare Renato Soro. Ho letto che è nato il feeling in un tavolo di una pizzeria davanti a una pizza, e quindi le chiedo quale PD si aspetta adesso da un personaggio come Renato Soro? Ma io, in questo periodo ero un po' nostalgico del progetto politico di Soro, di quell'idea di Sardegna di sviluppo che comunque c'era, sulla quale si poteva essere d'accordo o meno, ma che esisteva. E con lui rivendicavo proprio questo, sottolineavo il fatto che per molti di noi, molti giovani, lui ha costituito una speranza. Ora quella speranza la dobbiamo rilanciare, rinnovare e portare a compimento, però insieme al Presidente della Giunta regionale, alla Regione, a tutto il Consiglio, a tutti gli enti locali, perché la Sardegna veramente vive un momento drammatico come il resto del Paese e dell'Europa, per cui avremo necessità veramente di un partito guida forte, con le idee chiare, che sui temi concreti abbia anche una scala di priorità, senza perdersi in molte chiacchiere, ma che sappia elaborare e poi veicolare all'interno delle istituzioni quelli che sono gli obiettivi e anche le soluzioni. Ok, chissà se riusciremo a vedere il Partito Democratico ad Olbia unito, uno solo, nel giro di breve tempo. In bocca al lupo a Carlo Careddi. Crepi il lupo. Grazie per aver partecipato all'analisi, a voi tutti buona serata.